Una grande manifestazione, partiamo subito con come è nata l'idea e quando. Sì, buongiorno, l'idea è nata un anno fa, è nata per qualcosa della città di Udine, per fare qualcosa di diverso, qualcosa di bello e per ospitare tutti gli amici motociclisti nella città di Udine. E poi tanto lavoro, come si è sviluppata? Tanto lavoro, sì, è vero. Io col mio staff del Motoclub Morena e anche grazie a molti amici volontari, un lavoro intenso, una giornata calda, è stato bellissimo avere la soddisfazione di organizzare questa bellissima manifestazione. Per noi è una gioia immensa vivere questi 3 giorni con tante persone, tanti amici che passano a trovarci. Che cosa hanno vissuto nella giornata di ieri, quella di oggi e poi cosa ci aspetta domani? Allora, la giornata di ieri hanno vissuto lo spettacolo delle burlesque. Le burlesque e le ragazze pin-up che sono state a Udine nella città hanno fatto lo spettacolo qui in Piazza Primo Maggio. La cosa più che ha attirato un po' l'attenzione del pubblico è stato lo spettacolo freestyle. Lo spettacolo freestyle è quello che ha colpito un po' tutti, farlo nella grandissima città di Udine, in questa meravigliosa piazza dove oggi anche il sole ci ha baciato, quindi siamo stati fortunati su questo aspetto. La giornata di oggi si è svolta con un bel giro turistico apprezzato da molti motociclisti. Il giro turistico ha toccato Primulacco, le prime valli della zona nostra qui, quindi siamo andati per Tarcento, siamo andati per Gemona, siamo arrivati a Venzone, siamo stati ospiti della città di Venzone, siamo scesi, siamo andati a pranzo all'Hotel Willy, Lago di Cornino, San Daniele, bellissima città, il posto più bello del Friuli, siamo andati alle Oasi dei Quadris. Posto meraviglioso della regione che io ho scoperto da poco tempo, l'ospitalità dei volontari è stata eccellente, eccezionale. Tutti i motociclisti che hanno visitato i nostri panorami, le nostre colline, le nostre montagne, i nostri rettilini, tutti contenti, abbiamo avuto una marea di complimenti e basta. Adesso ci aspettiamo magari qualche piccola critica che potrebbe essere la critica costruttiva per un futuro. Noi il futuro non lo so, finiamo intanto questa manifestazione, ci aspetta ancora domani alle 11:30 ci sarà la parata per la città, poi abbiamo le premiazioni, a mezzogiorno e mezza abbiamo anche di nuovo 3 spettacoli freestyle con dei piloti che arrivano, professionisti che arrivano anche dall'Austria e dalla Slovenia, e 12:30, 15, 18, se poi anche in base alle condizioni del tempo, come oggi a mezzogiorno abbiamo dovuto rinviare lo spettacolo perché il vento comunque ha fatto la sua parte, ecco. Quindi poi abbiamo la parata per la città, una parata di moto che speriamo che arrivano tutti che hanno un 2 ruote che arrivano da noi in città, perché vogliamo far vivere questa 3 giorni motoristica alla città di Udine, che è una cosa bellissima, spettacolare.